Buonasera a tutti, buon giovedì, bentornati al nostro appuntamento preferito della settimana, lo diciamo sempre. Ciao Roberto Pinna. Ciao Francesca Resu, meno male che è giovedì, ormai giovedì gnocchi, giovedì invece Serie D per noi, ci divertiamo con questa trasmissione, bella, confermata anche per questa stagione, ogni volta sta diventando più eroico. Io sono felicissimo che sia arrivato l'Atletico Uri in quarta serie, perché oggi veramente ho scoperto delle cose bellissime. Una dopo l'andremo a vedere, ma io sono veramente stranito come questo video che andremo a vedere non sia andato all'Eurovision, non abbia vinto almeno un Grammy, perché per il Ma resto... c'è ancora tempo per questo. Hai detto bene, anticipiamo, insomma, avete visto anche dal nostro lancio sui social, oggi si va a Uri perché insomma la matricola terribile allenata da Massimiliano Paba, reduce da 2 vittorie consecutive, l'ultima in casa nel derby contro il Carbonia di David Suazo. Uno dei 2 ospiti purtroppo non c'era, ma insomma tornerà sicuramente prestissimo in campo. L'altro addirittura ha segnato il 3-1, quello decisivo per la vittoria dei giallorossi. Iniziamo dal più anziano. Roby, cosa dici sì, per onore di firma. Anche se in realtà non so, perché mi sa che sono coetanei, quindi nel dubbio li mettiamo insieme. Carletto ha 30 anni, Carlo ha 30 anni, adesso lo stai già offendendo, così pronti via. Esatto, sono già vecchio. Adesso non sa tutto quello che lo aspetta in questa avete puntata. Visto c'ha pochi capelli. Beato lui. Ale, tu che anno di Uomini e Donne avevi partecipato al Trono? Io il 1996, un anno di nascita avevo fatto. Avevi Aurora, la fidanzata attuale, adesso compagna di Simone Aresti, che ti faceva la corte, mi ricordo. Esattamente, ma ho rifiutato, giustamente. Sono fortune queste. Allora, benvenuti Alessio Fadda, Carlo Piga. Ciao. Buonasera a tutti. Sarà una puntata veramente eroica, ragazzi, ve lo stiamo già dicendo. Invitiamo poi, ovviamente, chi non sta in questo momento guardando la diretta a recuperarla poi magari dopo, perché secondo me oggi raggiungeremo livelli mai toccati di ignoranza in questa puntata. Ma Roby, iniziamo bene, perché siamo persone serie. Sì, no, iniziamo seri. Quindi iniziamo con le domande serie. Io ovviamente, se devo parlare di calcio, ne parlo con Carlo Piga in questo duo, perché mi sembra giusto, ma a parte gli scherzi. Farò domande ad entrambi i protagonisti, tra l'altro con Luri, di questa bella, no, storica prima volta in quarta serie, comunque sia in Serie D. Carlo, un impatto non semplicissimo, 2 sconfitte, avete fatto molto bene nelle prime 2 gare, e poi sono arrivate 2 vittorie. Siete sempre sembrati una squadra molto molto quadrata, forse perché vi conoscete diciamo quasi tutti i titolari, a parte qualche innesto che è arrivato in estate, però molti vi conoscete da tempo. Qual è la forza di quest'Uri che si sta vedendo solo magari nelle ultime settimane, che però già nel gioco si era vista dall'inizio? Penso la voglia di farci notare, la voglia di andare in campo e lottare su ogni pallone, e poi il gruppo. Siamo un gruppo di amici anche fuori dal campo, e penso si veda come ci aiutiamo. Ecco, invece no, volevo chiedere ad Alessio, Mister Pava, no? Anche noi lo conoscevamo, perché comunque è un allenatore che si conosce all'interno del calcio sardo, però è un allenatore molto particolare, ha un po' i suoi riti, le sue idee, il suo calcio. Come lo descrivereste a una persona che appunto non conosce magari il calcio sardo e vuole avvicinarsi a Massimiliano Pava? Ma sì, io lo conosco da tanto, diciamo che io ho iniziato con lui, e già da quando lo conosco è una persona preparata e precisa. Guarda, 2 termini: preparata e precisa. Ecco Ale, tra l'altro di te, inizio già un pochino a spoilerare le varie cose che abbiamo scoperto. Sappiamo che sei uno che negli sport è molto molto bravo, in qualsiasi sport che fa, diciamo, riesce a rendere. Come mai la scelta di darti proprio al calcio, che è l'unico sport in cui invece non riesci comunque a rendere? Me lo dicono tutti. Dico, ma perché non fai quello? Ma perché non fai quello? Ma perché non fai l'altro? Se sei così bravo col SAP, perché proprio il calcio? Va subito. No, questa è una foto importante che vediamo qua, perché poi ti chiederemo del padel, ma qua hai vinto più che altro per il vino, immagino. Cioè, questa è una gara di bevute. Certo. Ci hanno chiesto proprio, ma il premio qual è? Coppa, trofei, zaino? No, lo spumante. Allora mi sono impegnato, certo.
giustamente. Ecco, ma padel ormai e calcio sono praticamente un binomio vincente un po' per tutti. Ci hanno detto che in Serie D il più forte di tutti sarà Nappi, perché è famosissimo il tecnico dell'Arzachena. Già a Roma, a Cagliari sono tanti quelli che... Ma che stile! Esatto. I Berettini di Alghero, guarda. Tra l'altro No, hai dico detto una sempre cosa ha sbagliato toga, sport. Rob, probabilmente non volendo, hai detto Berettini, cioè perché all'algherese che tolgono le Bravo, infatti, Tolgono la doppia, certo. io l'ho detto apposta perché conosco scusa. appunto i miei algheresi. No, a parte gli scherzi, com'è nata la passione del padel, caro Alessio? Abita vicino Guarda, al quello campo. che hai visto nella foto è mio cugino ed è il proprietario attuale del padel di Alghero, e quindi ci ha messo dentro piano piano a tutti noi per farcelo conoscere. Poi io vengo da tanti sport, anche sport di racchetta li ho già fatti, quindi non è stato difficile imparare chissà cosa, non è uno sport così complicato. E quindi abbiamo creato la squadra, abbiamo creato la società, abbiamo fatto la Coppa Italia, la Serie D anche di padel, quindi quello era un torneo normale, quindi un torneo che abbiamo ospitato noi ad Alghero, e quindi niente, abbiamo vinto io e lui che è il maestro, quindi voi direte non avete vinto sicuramente grazie a te, ma grazie al maestro. No, ma Però- sei mai Questo l'hai andato a detto giocare tu, comunque. sei mai andato a giocare nei campi di Giacomo De Martis? A Ossi. Quali campi ha lui? A Ossi? No, a Ossi non sono mai andato. A Ossi no. Invece, Carlo, tu al massimo la racchetta, quella elettrica per le zanzare? Quella è la Wii. No, Però io lasciavolo sono perdere con questo sport di racchetta, Carlo non lo vedo benissimo. io sono calcio. Ale, ma Carlo se non dovesse giocare a calcio dove lo mettiamo? Che sport gli facciamo fare? Ma Calcio ginnastica tennis. artistica probabilmente. No, quella è la tua, Ali. Beh, in effetti ha la grazia. Abbiamo visto delle foto, non so se riesci a recuperarlo, che sembra un po' una farfalla, sai, quelle degli Olimpiadi. Aspetta, devi darmi un minimo di tempo perché... Sì, no, adesso poi le vediamo, assolutamente. No, tra l'altro, nel frattempo che tu cerchi le immagini, io faccio un'altra domanda a entrambi su un essere mitologico dell'Uri che io ancora non ho avuto il piacere di incontrare, ma che voglio incontrare, che non è quello, ma poi ci arriviamo, ma è Hernan Altolaghirre, che ancora va tutto scoperto questo Altolaghirre. Che tipo di giocatore è e com'è anche nello spogliatoio, visto che voi conoscete tanto? Lui arriva da un'altra realtà, che è il classico argentino molto guascone, oppure che personaggio è? Prima Alessio e poi Carlo. Guarda, Ecco, nel frattempo la farfalla, questa è bellissima. Ecco, sì, esatto. Herman guarda, si è integrato benissimo nel gruppo, pur non parlando benissimo l'italiano, però è in grado di farsi capire, non si prende troppo seriamente quando siamo dentro lo spogliatoio, e poi però quando ci alleniamo, giochiamo, è sempre molto serio, molto inquadrato. Quindi... Ma perché noi parliamo italiano negli spogliatoi? Anche io avrei qualcosa da dire. Questa precisazione ci stava, bravo Carlo, ci stava. Abbiamo apprezzato effettivamente l'onestà, quantomeno. Questo. Francesco? No, volevo sapere da Carlo invece cosa pensa di Hernan Altolaghirre, prima di andare a recuperare qualche bel video anche suo di Carlo. No, intendo. è proprio uno spettacolo perché anche se non si capisce e lui non capisce noi, ride per tutto, quindi la sua risata è contagiosa. Basta quello, diciamo così. Sì, no? sì, la risata è contagiosa. Giustamente. Si è inserito subito proprio per questo. Stavamo dicendo, Roby, no? Di insomma anche un po' di passato. Io ti dico la verità, Carlo Piga l'ho conosciuto l'anno 2018-19, no? Con la Torres, con la salvezza al play-out nel derby contro il Castiadas. Una delle prime partite che ho fatto quell'anno della Torres era Torres Albalonga. E ricordo questa cosa, questa immagine di Carlo Piga, che adesso andiamo a vedere anche in lui voleva no, in realtà no, perché scusa, allora vediamo un attimo. Mi devo spaventare? No. Che stiamo scherzando. Allora, questa è la sintesi di Torres Albalonga di quell'anno. Io ricordo esattamente l'azione che avverrà tra poco. No, questo il gol di Stefano Sarrizzu. Hai già capito? La traversa al volo di sinistra. La traversa clamorosa vorrei aggiungere, caro
caro Carlo. Intanto qua tiro di Giacomo De Martis, guardate adesso in che cosa notare la la sua discolpa va detto che stava spazzando, però no, guarda che coordinazione, ragazzi, cioè, veramente un tiro clamoroso di Carlo Piga, una traversa altrettanto clamorosa. Lì cosa hai pensato, di la verità, quando hai visto che la palla andava sulla traversa? La settimana prima l'ho presa alla Dispoli, sempre di sinistra, uguale. Esatto. Quindi era colpa tua, perché io stavo già per dare la colpa al terreno di gioco che al Manisanna non era messo benissimo quel periodo. No, ho detto subito non ne hanno. Invece non ne hanno. Ai play-out ci siamo salvati. Esatto, una partita indimenticabile. Tra l'altro ti ricorderai meglio di me, visto che tu eri in campo, il famoso reinfortunio di Tore Pinna. Ogni volta lo prendiamo in giro per questo. Tore che si era fatto male contro l'Anzio 1 o 2 partite prima, è tornato a Sassari, ovviamente in stampelle, insomma, di fatto in quelle condizioni. La partita, il play-out, che era appunto la partita poi decisa dal gran gol di Giacomo De Martis all'80esimo più o meno, incredibile, segna Giacomo quel gol dal limite dell'area, esplode il Vanisanna, esplode anche Tore Pinna, che dalla panchina si lancia in avanti. Era solo frappato intanto. Esatto, aveva appena tolto le stampelle. Io ricordo sempre questa scena, tutta la squadra che esulta sotto la curva e lo staff medico intorno a Tore Pinna davanti alla panchina, che lui era a terra lì che si dimenava per la gioia. Ma abbiamo trovato anche un'altra perla, caro Carlo, ovvero il tuo gol in Lanusei Latte Dolce. È stato complicato, Carlo, perché non è che sono tantissimi. Quindi in realtà sì, è stato bello aver trovato in Serie D. Esatto, è stato bello probabilmente aver trovato il video di quella partita. Esatto, sempre di sinistra, andiamolo a vedere, eccolo qua, l'abbiamo appena aperto. Non è che non hai capito il piede, Carlo, cioè, ti sei confuso. Sarà per quello. Studi di squadra ancora non dimostrano con che piede calcia Carlo Piga. Però guardate che gol, ragazzi. Sinistro al volo anche in questo caso. Una bella stampellata. Una bella stampellata nel 3-2 del... Di solito lo fa con le caviglie avversarie, quello è un gesto che gli viene matematico, proprio così, perché ormai è imparato, quindi anche in allenamento qualche randellata a Carletto secondo me la regala. No. La prende in allenamento. Visto che siamo a un quarto d'ora fra il vero video più bello da vedere, lo possiamo vedere, che è arrivato il momento di conoscere i lati oscuri che quella felpa di Alessio Fadda lascia un attimino intravedere, che io già inizio a capire. Siamo proprio sicuri? Temo. Siamo proprio sicuri? Sì, andiamo a vedere. Guarda. Ale, come mai? Questa domanda te la rifaccio. Perché hai scelto il calcio se tu potevi essere un po' il cantante di questo Uri? Poco fa dicevamo, siccome guardavamo il tuo Instagram, sei un po' il patacastro di questo Uri. O il patafata, decidi tu come ti vuoi chiamare, ma questa canzone questa è magica. Io metto play, allora, metti play, ascoltiamola. Se fosse stata creata da Elio e le storie tese avrebbe fatto un successone. Sì, tra l'altro vi voglio dire subito, chi si dovesse sentire offeso da questo video può tranquillamente lasciare in questo momento la diretta, non ci spendiamo, meglio però di una querela, assolutamente, però insomma è una cosa che merita, quindi andiamo. Ascoltiamo un pezzo, sì. Si sente l'audio? Sì. Sì. Bisogna goderselo questo video. Si dice in giro che tiri più un suo pelo rispetto a un carro intero trainato da due buoi. Ti do un consiglio, fa bene anche all'orgoglio, se quando al tuo risveglio ogni giorno trovi lei lì nel letto che ti dice ti aspetto, che cosa vuoi di più? Dolce come un confetto, ti dà tanto affetto e ti fa quell'effetto di tirarti subito su. Ti è bastato un secondo, sai, per capire che
non puoi stare senza le forti, imponente, curiosa, maliante. Questo Io non la guarderei proprio tutta perché... Fermiamoci adesso. Allora, no, adesso la domanda al Patafadda è perché? E poi la seconda è come è nato il gruppo Fama? Raccontacelo un po', siete ancora attivi? Terza domanda, esiste ancora quella gomma piuma? Perché nel caso devi portarla a una partita... La gomma piuma non esiste più. Come mai? Temevo. Perché a furia di utilizzarla... Esatto, troppo utilizzo, era chiaro. Vai, Fama, come prego. mai... guarda, sono tutte stupidaggini nate a caso, ovviamente. Quando sei tra amici, quando sei di qua, io oltre alla parte sportiva che probabilmente vi hanno detto, c'è anche la parte musicale. Mi piace suonare strumenti, che tutto il video è fatto musica e quant'altro da me, e quindi i miei amici si divertono a farmi inventare canzoni e stupidaggini del genere e si mettono in mezzo anche loro. Io gli dico, io faccio la musica e ci mettiamo la faccia tutti quanti. Esatto, con questa faccia come non mettercela? Come non metterla? Sarebbe uno spreco, Tra l'altro non solo musica, perché poi il buon Alessio fa un po' di tutto, visto sei bravo, adesso ci hai detto che hai montato tu i video e tutto quanto, ma sì. diciamo, sei anche lì con disegni, sì. Sì, mi piace proprio, appassionato da quando sono piccolo. Mio padre mi ha insegnato musica, disegno, venendo dall'artistico. In tutta casa nostra avevi quei quadri, tipo di quelli. Quali? Non si vedono. Quelli che non si vedono, ma lì dietro sono fatti tutti da noi. Ci sono. Esistono. Ma io lo dico sempre, infatti, ma perché giochi a calcio? Esatto, la domanda è sempre quella. Sai che glielo fanno tutti, caro Carlo. Esatto. Al buon Alessio va detto che insomma Alessio è di Alghero, dicevamo prima, e quindi abbiamo sfruttato le conoscenze algheresi per cercare di avere qualche aneddoto imbarazzante. Ovviamente ai nostri informatori abbiamo detto, mi raccomando, non roba zozza, insomma, non cose. E allora nessuno ha voluto più parlare, ha detto, c'ho solo aneddoti di quel tipo. E vabbè, però insomma, c'è stato detto che insomma tu col Fertilia hai vinto un campionato regionale di allievi, giusto? Sì, gli allievi regionali avevamo fatto noi, non mi ricordo l'anno. 2012. Sì, avevamo fatto probabile, sì, allievi, sì, 2012-13. Sì, avevamo vinto il campionato regionale, ce ne eravamo a Santa Maria la Palma. Adesso facciamo una domanda a Carlo, devi riconoscere il giovane Alessio. Guarda, mio padre ha aggiornato il documento di identità perché altrimenti sarei stato uguale. Sì. Allora, aspetta. Dai, facciamo questo. Questo è il pre-quiz. Ah, ragazzi, poi c'è il quiz, quindi preparatevi. Questo è solo l'inizio, ragazzi. All'interno di giovedì che... c'è sempre un quiz, preparatevi. Però secondo me la vince Piga, non mi voglio sbilanciare. Ecco, Carletto, qual è di questi Alessio Fadda? Non è quello con la maglione arancione, spoiler. Il terzo vicino al portiere. Vale? Il terzo vicino al Lui. portiere. Ancora aveva i capelli. Esatto. Ancora avevo i proprio capelli. Lui. È proprio Sono lui, io. Alessio Fadda. Quando ancora si piastrava. In effetti questa è una domanda interessante. Si vede che Carlo potrebbe fare il giornalista in futuro. Quello era un po' un ciuffo. È sempre posto, Carlo. Vero, Alessio? Quello era un ciuffo dal vento. Se adesso becco vento volano proprio i capelli. Prima non si spostavano, ora proprio male. Va bene, prima di andare sul pesante, perché poi il quiz che ha preparato Roberto Pina, come sempre, insomma, diamo anche un contentino ad Alessio, vediamo il gol che ha fatto domenica, il 3-1. Ti ringrazio. Perdone, dai, insomma, giusto proprio il dolcetto, questo è lo zuccherino, prima delle mazzate, ovviamente. Descrivici un po' questo gol, dai, insomma. A parte che abbia preso pappine dalla qualunque, cioè ancora un po' scendeva qualcuno dalla tribuna a prenderti a scappellotti, come si suol dire. Provato e riprovato il venerdì quello. Esattamente, dopo che fai 0 su 12 in allenamento, una deve entrare proprio, quindi doveva entrare per forza. È il primo gol in Serie D per me, quindi vale tantissimo.
Carlo, ma è vero che Mister Papa ha detto pensa come siamo messi, se deve battere le punizioni Fadda quest'anno scendiamo subito alla prima, dritti per dritti. Esatto. Questo male lingue lo dicono, però Ero abituato a vederlo battendo i falli laterali in capriola, adesso me lo ritrovo. ricordo che nella tua carriera, Carlo, sei passato da Giacomo De Martis che a fianco a te batte le punizioni a Fadda, cioè proprio è un declino clamoroso. Esatto. Faccio una domanda: come vedi la Torres, visto che comunque è stata una delle tue squadre e che sicuramente ci sarai anche affezionato, come vedi questa Torres? Se parla il cuore la dovrei dare già in Serie C, in Lega Pro anzi. Però no, a parte gli scherzi, è una bella squadra, la vedo molto bene, spero che ottengano i risultati che ci sono prefissati, poi vedremo. Ma come tutte le sarde vedo non veda l'ora di squadre. sfidarla. Vabbè, i brividi di quello stadio. Beh, appunto, quindi insomma. Però va detto, adesso che hai detto Ha detto che stadio, non ci sono più le zolle, quindi forse quei tiri non ti escono più. Però Sarà perché non ci gioco più io, che non ci sono più le zolle. No, già lo sai qual è il vero problema del Vanissana, ci mancherebbe, ma in realtà, detto che hai parlato di stadio, insomma, io domenica sono stato per la prima volta al Camp Nou Ninetto Martinez di Uri e devo dire, Roby, siccome tu andrai tra 2 domeniche, preparati perché insomma è un bell'impianto, sicuramente poi una cosa molto particolare è l'affetto dei tifosi dell'Uri. Io ero in tribuna, Anche io. anche tu, esatto, solo che ero in alto, tu eri più in basso, e insomma ho potuto veramente percepire questo amore da parte del domenica del tifo. Tra l'altro abbiamo notato anche un'età media non esattamente giovanissima in tribuna, però tutti col cappellino giallo, insomma è stata davvero una bella esperienza. No, a parte gli scherzi, domenica era veramente bella l'atmosfera. Infatti, l'ho detto anche ai compagni, era veramente, secondo me era bello anche stare in campo domenica, perché a ogni gol, a ogni bella giocata, il pubblico si faceva sentire. Confermo, Adesso tu c'eri in si campo, sente. confermi, sì. Sì, confermo, si sente. È un paese proprio che sta vivendo, come molti di noi, questa nuova esperienza e ci crede, quindi ti aiuta anche da fuori. È bello sentire tutte le urla e tutte le voci per incitarti, per incoraggiarti, è sempre bello. Tra l'altro è stata una partita abbastanza particolare, va detto, no? Perché comunque insomma un primo tempo molto equilibrato, con 2 squadre, insomma, anche voi avevate un modulo di gioco relativamente diverso rispetto al solito, no? Perché noi siamo abituati ad avervi visto col 3-5-2, invece domenica era molto fluido come modulo, soprattutto penso ai due esterni di difesa. Mm-hmm. Oltre al fatto che mancava Carletto, ovviamente, questo è... E forse per quello che abbiamo vinto. Siamo 2 su 2. Vabbè, sulla però, pagina dell'Atletico. non ti sminuire così, Carlo. Esatto. No. Qua vedete i bomber di domenica, no? Insomma, Gigi Scanu, Simone Calareso, che è un po' l'idolo anche nostro, va detto. Tra l'altro, se non sbaglio, sempre presente o quasi nella nostra top 11 della Serie D. Anche questo è sicuramente una cosa positiva per voi e anche per Calaresu stesso, che però non ha Instagram, giusto? No. Brutta Anche lecca. Facebook. Non ha nulla, cioè anti-social, da buon Calaresu al social. 3310, credo, no? Che Cosa? cosa? Come? Calaresu al 3310, credo, come telefono. Esatto. Comunque, insomma, una partita davvero, davvero divertente, soprattutto il secondo tempo con l'Eurogol di Gigi Scanu, poi l'altro Eurogol di Calaresu per chiudere la perla di Alessio Fadda. Va detto, può testimoniare Roberto Pina, io dopo la partita ho detto 3 perle dell'Atletico Uri ed effettivamente, insomma, chi ha visto la partita, e qua siamo in 3 su 4, possiamo dirlo. Siamo quasi in chiusura, ma c'è il quiz, ragazzi. Il quiz, non ridete, voi state ridendo, Alessio è lì che è pronto perché adesso c'ha 13 aperitivi, prima della diretta me lo sta chiamando. Adesso non so se sia fidanzato, in caso la fidanzata staci attenta perché comunque ha ricevuto 12 chiamate solo nel prediretta, però Bene. Detto così subito, pericoloso, più che altro Alessio
Alessio abita ad Alghero vicino al campo di padel, quindi probabilmente tra 10 minuti dovrà andare a giocare la sua 14ª partita della giornata. Altrimenti Se vuole la multa, che fa? se voglio multe salate È sì. solo d'estate. Mister Vabbè, Trava, com'è solo permissivo? d'estate. Non dubbio. Vabbè, Bastano le permissivo. facce. Una Cambiamo domanda di discorso. riserva? Cambiamo di No, non ce n'è. Bisogna evitarle queste domande, per favore. Cambiamo discorso, mister, noi le vogliamo bene, questo se lo ricordi sempre, lo ringraziamo perché ci ha dato una grande mano per organizzare questa puntata, ma ragazzi davvero adesso è arrivato il momento del quiz. Io vi ho cercato di salvarvi il più possibile dicendo queste fesserie, ma è arrivato il pinna time, per cui vi lascio con Esatto, allora ragazzi, fondamentalmente Uri ha già un re, no? Ed è Calaresu, inutile che ci giriamo intorno, l'avete visto anche nei nostri social, veramente idolo di questo Atletico Uri. Bisogna eleggere il principe di Uri, quindi voi due vi conterrete e vi giocherete il titolo di principe dell'Atletico Uri. Ovviamente per scoprire chi dei due vincerà dovrete rispondere a 5 domande su Uri, quindi proprio sul paese, sulla sua storia, su Carlo Piga. So che è uno che ci ha scritto anche libri, enciclopedie sulla storia di Uri, quindi parte avvantaggiato ovviamente. Ma c'è anche l'aiuto del pubblico? Da casa, sì, puoi chiamare uno dei tanti numeri che ti gira Alessio Fadda, che comunque sì, adesso c'è. Esatto, beh, certo. Poi ovviamente Ale, fai chiamare in caso i parenti, io smentirò se chiamerà la tua ragazza. Bravo, grazie. Iniziamo con le varie domande, ovviamente per onor di firma inizia Carlo Piga perché ha dato dei suoi 30 anni e poi comunque parte avvantaggiato perché sa tutto della storia di Uri. Quindi facciamo iniziare Carlo. Quindi Francesco in regia manda pure la prima domanda, la leggiamo insieme. Chi è il patrono di Uri, caro Carlo Piga? Sant'Alessio. No, te la giochi male perché la parte è tornata ad Alessio. Alessio, chi è il patrono di Uri? Poter rispondere allo stesso modo con un San Carlo, ma sa troppo di patatine, quindi non lo so. Bravo. Quelle dopo, dalle 19. Qual è il patrono di Uri? Non ne ho la minima idea. Ragazzi, finisce con 1-0-0. La prima domanda è la Madonna Nostra Signora della Pazienza. La Madonna della Pazienza ce ne vuole molta con noi. Esatto, questa è la fondata Papa da quando ha preso l'Atletico. Esatto. Andiamo alla seconda domanda, dove ora inizia per primo ovviamente Alessio, visto che la prima toccava a Carlo. Vediamola un po'. Come si chiama il complesso nuragico interno al paese? Questo è proprio facile, Alessio, cioè proprio lì. No, la minima. Su Nuraghe esiste? No? Cioè tu ti lanci come il peggiore dei milanesi, cioè proprio su Nuraghe. Sì, perché sta facendo pubblicità al ristorante dove mangiamo. Esatto, cioè, comunque basta, è un influencer. No, dai, non si chiama su Nuraghe, quindi parla a Carlo. Carlo, come si chiama il complesso nuragico? Benedetto Martinez. Ti aiuto, Santa Caterina. Bravo, cioè da solo ci arriva così a mettere l'1-0. Bravo Carlo Piga, e tocca ancora a te per la terza non domanda. È vero, dai, il telefono. Carlo le sa ste robe, te lo prendi in giro. Carlo è uno storico, cioè tra l'altro se non sbaglio nel 2019 ha fatto anche la puntata con le eccellenze di Alberto Angela, c'era lui che presentava Baruni, vero Carlo? Sì. Andiamo alla terza domanda, vai Carlo. Questa per te che sei uno storico è facile. Vandali, Ostrogotti o Unni? Chi non invase mai Uri di questi tre popoli? Gli Ostrogotti. No, sbagliato. C'hai un rigore in movimento, caro il mio Alessio. Vandali o Unni? Chi è che non ha mai... Sono gli Unni. Ovvio. Gli Unni non hanno mai invaso Uri, invece Vandali e Ostrogotti sembra hanno invaso Uri. Vandali saranno sicuramente amici di Carlo Piga. Alla grande, 1-1. 1-1 e se non sbaglio la palla torna ad Alessio. Quarta domanda. In che giorni si è svolta nel 2021 la sagra del carciofo estiva? Tu che sei un carciofaio, caro Alessio. Hai detto bene, per i piedi sono un carciofaio, ma non lo so. Quali giorni è? I primi di ottobre? No, agosto. Sagra del carciofo estiva, i primi di ottobre. So. Eravamo in preparazione noi. Guarda, vai Carlo, diglielo, dai. I primi di agosto. Va, te la do buona. 6 e 7 agosto. Carlo Piga va su 2-1. 2-1 e c'ha la domanda finale, la quinta, dove può stravincere
Vediamo un po', questa è facile, questa è veramente facile, perché tu ti È fai... troppo facile, facciamo una difficile allora a questo punto. No, Inventiamo, quella dopo- inventiamo. Perché sei comparso di nuovo? Quella dopo per rimbalzare Solo la- per questo, solo per questo. Ultima domanda, qual è il codice postale di Uri, Carlo? Questa non lo so neanch'io. Aspetta che lo vado a Guarda. rileggere, ok. Il mio è 07030, quindi 0750. 07. Ci sei vicino, ma hai sbagliato. Quindi tocca ad Alessio che potrebbe pareggiare. Se non è 0730, non è Allora. 0750. Non dire Cosa può cose, essere? lascialo pensare. Il nostro è 41, fai attivare quei neuroni un attimino, sarà 070 45. Comunque Alessio non ce la farebbe mai a vincere, proprio noi lo possiamo aiutare. 070 40. In tutti i Ah, modi. proprio in media, proprio media perfetta. Siamo provati in tutti i modi, ma non ce l'ha fatta. Quindi vince Carlo Piga 2-1, giusto? Vince Carlo Piga, a meno che il buon Da- Alessio non risponda alla tua domanda. È impossibile, così ribalta la situazione. Un po' come se fosse 4 ristoranti. Come Borghese. Come Da buon Borghese. vincente ho finito io, dai. Questa gliela Carlo facciamo ci lo tiene, stesso, Carlo è un Carlo, titolo, il perché principe di Uri, tu Carlo è sei un titolo superiore, tu sei il principe di Uri, però vediamo se puoi avere almeno un pari grado in Alessio Fadda. Uri è una parola italiana anche, giusto? Cosa vuol dire? Carlo, sono contento sia il principe. Grazie mille. Meraviglioso, va bene. Dicelo dai, Fra. cosa vuol dire? Ma che vuol dire? Cioè, che Uri? metto direttamente la pagina, guarda, così che... Allora, voi ce l'avete in squadra, Uri, in italiano. Uno Esatto. ne avete, uno. Uri. Poi ci avete un Uro in squadra. Un uro. Un bovino Vedete, è estinto. esatto, un toro estinto fondamentalmente, che era famoso per avere le corna molto grandi. Noi abbiamo pensato, ovviamente, non per le corna, ma State per il peggiorando la soprannome. vostra situazione. No, ma non è il mitico Calaresu, no? Ma ci mancherebbe. È il toro No. Alto Laghirre. È il perché toro Alto Laghirre. C'è il nome Ovviamente. da Attenzione. argentino. Scusa, c'è il toro Martinez, l'autoro Martinez, anche Alto Laghirre. Alto Laghirre lo porta al mate? Sì, sì, All'allenamento? Sì? ogni Chi è di tanto. quello che beve il mate? Nessuno? No, non nessuno. Mi sembrano più da birrino oppure da... Sì, esatto, da Alessio spritz, c'ha lo spritz. così. Alessio porta Esatto. la bombiglia con lo spritz dentro, così L'altro direttamente. argentino Secchina non lo sa fare, quindi Non lo No? sa fare. Mamma mia. è Che un cosa argentino per veramente... finta. Esatto, Ma argentino all'asado per meglio i sassaresi o meglio Alto Laghirre facendo il barbecue? Ancora non abbiamo provato. No, Non l'abbiamo allora, provato. invitateci in caso quando lo fate, se non c'è Calaresu, perché ovviamente già io ho paura di Calaresu. Infatti devi andarci adesso tu, Auri. Io sono andato, mi hanno trattato con i guanti, tutto bellissimo, tutto perfetto. Ti ringraziamo per l'ennesima volta l'Atletico Uri, poi tu dovrai andare tra 2 domeniche, già ti tocca. Io sarò a Firenze, quindi posso manco venire a salvarti da quel punto di vista. Ma io mi Ma faccio in fare la realtà, Carlo. esatto, no, in realtà noi vogliamo, ecco ragazzi, adesso peloriamo la causa anche con voi, vogliamo Calaresu ospite entro la fine dell'anno a una delle nostre puntate. Sì, bisogna Quindi, convincerlo, in qualche ragazzi. modo lo vogliamo cominciato. perché Regalategli poi- l'iPhone. cosa? Regalategli l'iPhone. E glielo presta PIN e fanno scambio al 3310 con l'iPhone. No, davvero, perché insomma, è un personaggio che ci piace, è il classico giocatore da Serie D che piace a noi. Quindi Simone, mi raccomando, non è solo a metterti nella top 11, vieni anche ad affrontare le domande, il quiz di PIN. Quindi insomma abbiamo mandato anche l'appello, fate di tutto perché Per convincerlo, certo. questo nostro sogno si realizzi. Comunque siamo a 35 minuti di puntata, è stata una grande puntata, le querele ancora non sono arrivate, e poi nel caso No, ancora non possiamo mandarle. Quindi esatto, Pensavo peggio, dai. le querele non No. sono ancora arrivate. Comunque insomma ringraziamo davvero intanto l'Atletico Uri, ma soprattutto Alessio Fadda e Carlo Piga per aver scherzato Grazie a con voi. noi. Grazie Domenica a voi. trasferta non semplice per noi, quantomeno, Esatto. Neanche per noi. perché la Priglia Ragazzi, non chi trasmette. è che vi accompagna domenica? Perché ci deve fare il live. Esatto, Carlo, Solo te. domenica per un altro siamo turno. in difficoltà, lo diciamo, siamo in difficoltà perché l'Aprilia non fa la diretta streaming, quindi aiutateci in qualche modo ad un aiutarvi. video col telefono ci vuole. Esatto, a seguire ancora le imprese dell'Atletico Uri. Grazie Alessio.
Grazie Carlo, ci vediamo presto Grazie a in voi. campo. Alla prossima. È stato un piacere avervi con noi. E Roby, come sempre, noi chiudiamo con quello che è il riepilogo della prossima settimana. giornata. Esatto. La prossima giornata che ci aprirà tra l'altro con noi due, forse per la prima volta, anzi senza forse, credo, faremo anche le pagelle in Serie D per quest'anno, perché saremo in due a seguire una partita e seguiremo l'anticipo del sabato alle 15 al Vanissanna tra Torres e Monterotondo Scalo. Squadra di Greco arriva da 2 bellissime vittorie, un 4-0 importante in casa contro il Cassino e poi il 2-1, no? Molto importante fuori casa contro l'Alba Longa, una delle squadre più accreditate sulla carta. Poi è iniziato molto male, è arrivato dopo un 2-0 in 11 contro 11, poi tenuto con un 2-1 finale anche dopo l'espulsione del centrocampista Bianchi. Sicuramente questa è la partita che la Torres deve vincere, deve continuare a vincere per permettersi di continuare a sperare in classifica. Sono trasferte molto complicate, perché tu hai parlato di quella, no? Dell'Uri, che sarà ospite. Sbagliato, tra l'altro. Eccola. Hai sbagliato giornata, vabbè. Sì, quella che c'ho, ma l'Alba Longa. Vabbè, ma ci sta, ma la rigiocano perché Scudieri si è lamentato dell'arbitro, quindi la rigioca. No, ovviamente salutiamo mister Scudieri. No, a parte gli scherzi, Uri ospite dell'Aprilia, che è seconda al momento in classifica, una squadra che ha già battuto anche squadre importanti, ha pareggiato col Gladiator, è riuscita a fare punti anche inattesi forse in questo inizio di campionato, però è una squadra molto compatta. Il latte dolce invece sarà atteso dalla sfida alla Fragolese, un'altra delle squadre, questa volta campana, accreditate a stare lì in zona playoff fino alla fine. L'Arzachena torna in casa al Biagio Pirine, deve subito rialzarsi dopo la netta sconfitta 4-0 in casa del Giuliano. Lo farà però contro lo Stiamare alle 15 al Pirina. È una gara molto particolare, perché comunque sia la squadra di Aldo Gardini si sta iniziando a riprendere, sta iniziando a ritrovare parte della sua identità. Il Carbonia invece ospita appunto il Giuliano in una sfida che sulla carta sembra impossibile. Giuliano non ha subito mai neanche un gol, le ha vinte tutte e 4, fin qui primissima da sola in classifica. Chissà che appunto la squadra di Suazo, dopo vari tiri e molla, dopo varie gare in cui, a parte quella l'ultima sconfitta con l'Uri, ha fatto 3 gol alla Nuova Florida, poi si è fatta rimontare, chissà che non trovi davvero l'impresa. Il Gladiator sfida l'Insieme Formia, anche questa è una partita importante con l'Insieme Formia che ha iniziato male. Il Gladiator invece è una squadra importante dove gioca Momo Varela, l'ex Lanusei. Il Muravera, altra sfida di cartello, ospita al Comunale il Sintia Balonga di Scudieri. Per mister Scudieri, abbiamo citato prima, forse una delle ultime spiagge, vedremo cosa succederà appunto per la squadra laziale. Nuova Florida contro il Cassino, abbiamo già detto della Torres contro il Monterotondo. A chiudere Visartena Lanusei. La Visartena si è appena ritrovata dopo aver fatto 0 punti nelle prime partite, ha battuto il Latte Dolce a domicilio. Lanusei ha fatto 2 punti in 4 partite, arriva da 2 sconfitte consecutive, non fa gol da 3 partite. Diciamo che gli uomini di Campolo contro la Visartena ad Ardea devono assolutamente ritrovarsi. E direi proprio di sì, ma prima di chiudere, a sorpresa, Alessio Fadda, qual è il club di Serie B che ti ha cercato quando eri ragazzino? Così. Così Dimmi la squadra. Trapani. Il Trapani, perfetto. Adesso ci gioca Samuele Spano, salutiamolo Samuele. No, c'è anche Carlo, salutiamo di nuovo Carlo. Ciao Carlo, grande. Io starei qui ore, io rimanderei il video della canzone dei Fama. Della canzone per chiudere. Potremmo chiudere con la canzone, però magari un'altra canzone, Ale, dai, chiudiamo davvero con un'altra canzone. Dai, dici una canzone tua, Ale, una delle più belle che avete fatto. Però che non sono una delle più parolacce. No, cantala adesso non posso. No, adesso è complicato. Aspetta un attimo. Che abbiamo Guarda, cerca nei correlati là. Fama. Guarda, c'è I'm Potente che è bellissima lo stesso. I'm impotente. Posso immaginare di che cosa si parli in questo caso. Aspetta che è ripartita quella di prima. No, aspetta. Carlo starebbe qui ore, cioè Carlo proprio secondo me noi stacchiamo, lui rimane qua dentro. È a suo agio. Sì, Carlo ormai è nel suo mondo, ma infatti l'anno prossimo farà il giornalista. Sì, tanto sono che bella sveglio Maria solo dalle Pia. 4:30. Quando avevo la tartaruga. Loro son belli e muscolosi, attirano gli sguardi degli inviti. Vai, manda avanti il ritornello. Che scene, ragazzi. Che Tra l'altro, scene a cui non l'abbiamo siamo detto, ma Alessio, tra le varie cose che fa, deve sfidare Bonu nella pesca, perché secondo me sono due bravi pescatori. A che punto è, Ale? Ancora più avanti? Guarda, eri lì. Qua ci siamo, dai, più o meno.
Qua vado. ma mai è diventata impellente. Eccola, tra un po' arrivo. Se voglio piacere Adesso parte, a tutta la gente. Sei grosso, sei grande, davvero gigante, con una forza devastante. Ma non ti accorgi che sotto quei muscoli tu non hai. Che meraviglia, credo che questa Carlo non l'ha capita, gliela spiegherei, non l'ha capita. Mi stava guardando con la faccia. Mi sto vergognando per lui. Esatto. Sì, infatti la faccia era proprio quella, caro Carlo. Chiudiamo questa puntata davvero eroica, anche un po' erotica, va detto, visto il contributo di Fama. Però almeno Roby, abbiamo trovato anche chi ci può fare nel caso qualche Io domani propongo a Insula Evans se fanno un concerto di Fama d'Alghero, perché io scusa, dopo De Gregori, Venditti, Mahmood, via dicendo, i Fama, tra l'altro Tanto bastano 4 sedie per gli ospiti, quindi va benissimo. Non devono neanche pagarti l'alloggio, Ale, quindi non ci sono problemi. Grazie Diciamo a che- tutti davvero. Vai Carlo, chiudi con la tua perla. Dilla. Meglio non dirla, dai. no. Chiudiamo senza Superiore, perla. Chiudiamo senza perla e senza querele, forse. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao, ragazzi. Ciao.